serpentelli nasprati o figli di NN, a Napoli li chiamano anche con un nomignolo abbastanza pesante, non sono altro che dei pezzetti di impasto di tarallo tipico napoletano, aromatizzato, anche diciamo con il classico pepe che è tarallo napoletano, il tutto poi glassato con una glassa sia bianca, cioè semplice, che al cioccolato, in modo tale che dà quel tocco di dolciastro esterno e all'interno viene con questo gusto pepato, ma anche con un aroma di arancio. Ovviamente noi in questo video lo andiamo a impastare con le sole mani. È la stessa cosa se lo volete impastare in planetario con gli stessi passaggi. Mi raccomando di andare a vedere sempre tutti i miei dolci natalizi. Adesso compare sopra in alto la scheda, cliccate su questa scheda e verrete indirizzati su tutti i miei video per realizzare i dolci natalizi. Vi ricordo sempre che sotto la descrizione, vicino alla ricetta, c'è il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare sempre questo canale e renderlo sempre più interessante e competente. Adesso andiamo a fare questi magnifici serpentelli. La ricetta per i serpentelli è la dose per circa 30 pezzi da 40 grammi. Facciamo 250 g di farina Manitoba, 250 g di farina 00, 15 g di sale, 10 g di zucchero, 10 g di lievito di birra fresco, 150 g di burro o strutto, 250 g di acqua a temperatura ambiente, 3 g di pepe nero macinato se lo vogliamo mettere, la buccia di mezza arancia e mezzo limone grattugiata, 250 g di mandorle con pelle, 600 g di zucchero per la glassa e 180 g di acqua. A questo punto vediamo che iniziamo a tostare le mandorle a 200 gradi giusto per togliere l'umidità e poi le mettiamo in un mixer e le spezziamo non molto finemente ma giusto la metà della loro diciamo forma, vedete, altrimenti facciamo troppo polvere e andiamo a compromettere la ricetta. Facciamo giusto le mandorle una tagliuzzata a metà, vedete sono tostate proprio una piccolezza, e andiamo a mettere il tutto su un, vedete come sono le mandorle, giusto la metà, qualche pezzo un po' più piccolo, ma andiamo a mettere tutta la farina sul nostro piano come sempre, organizziamo tutti gli ingredienti, vedete a portata di mano. Andiamo a fare il cerchio classico, quando sono impasti che non c'è bisogno di chissà che incordatura e chissà che impasto, si può fare precisamente a mano, mentre come avete visto in altri video, quando c'è bisogno di incordature particolari, purtroppo ci vuole la planetaria perché a mano non si può mai fare. Allora, fatto il cerchio di farina, vado a mettere gli aromi, cioè la buccia d'arancia e il limone. Voi se volete potete mettere anche qualsiasi altro agrume, basta che non sia la pasta di arancia che faccio io, perché altrimenti andiamo a compromettere la ricetta perché ha un quantitativo di zucchero superiore. Vado a mettere il lievito di birra nell'acqua e vado a girare. Vado a sciogliere il lievito di birra nell'acqua a temperatura ambiente, non da frigorifero, altrimenti sapete poi, il lievito vado a mettere, io in questo caso ho messo il pepe perché come avete sentito mi piace in questa ricetta, ugualmente anche se è dolce. Vado a mettere, io ho usato il burro, voi potete usare anche lo strutto, io ho usato burro e vado a mettere tutti gli ingredienti centralmente, sale, zucchero, vedete adesso sale e zucchero, burro, aromi e pepe, ovviamente degli aromi, riguarda il pepe, e vado a fare una pastetta di questi ingredienti. Ad amalgamare tutti questi ingredienti. Ecco, poi vado ad aggiungere, vado a finire di girare bene l'acqua e il lievito. Vedete c'è una striscia di sole che mi ha dato fastidio, non fa niente.
andiamo a mettere 1/3 dell'acqua per fare una pastella con gli ingredienti che abbiamo messo centralmente. Andiamo a stemperare tutti gli ingredienti, man mano si fa una pastella. Andiamo a inserire, vado a sciogliere per bene il restante lievito, ecco qua, e inserisco tutto al centro dell'impasto. Ecco, a questo punto posso inserire anche tutte le mandorle. Ecco qua, e inizio ad incorporare anche una piccola parte di farina per volta. Vedete? Tendiamo a far essere un impasto più frolloso che cordoso, che incordato. Vedete? Andiamo a inserire il resto della farina. Sono riuscito a togliere la striscia di sole, però è rimasta addosso a me. Va bene, comunque prendo cartoncino, raschietto di plastica e vado a continuare ad amalgamare gli ingredienti senza incordatura particolare, diciamo faticosa. Vado a lavorare tipo pasta frolla. Vedrete che poi man mano, vedete, gli ingredienti si iniziano ad amalgamare. Vado a pulire ogni tanto le mani. Ecco. Ecco qua. Il nostro impasto è pronto. Circa 10 minuti di impasto. E lo faccio riposare giusto 5 minuti, niente di più, e vado a fare i nostri pezzi. Vado a fare dei pezzi di 35, massimo 40 grammi ognuno, altrimenti viene un tarallo troppo grande. Vedete com'è dentro, bello, con le mandorle diciamo a metà, in modo tale che quando mangiamo il tarallo, in questo caso il serpentello, e vado a fare abbiamo delle mandorle belle grandi all'interno. Vado bene, diciamo che vado a pesare dei pezzi da 35 massimo 40 grammi ognuno. Tutti i pezzi man mano, io li peso perché non sono tanti, sono 30 alla fine. Ecco, aiutandomi con un pizzico di farina, faccio questi serpentelli tipo S e li vado a mettere nella teglia con la carta da forno. Fatti tutti i pezzi, quindi facciamo lievitare per almeno e vado ad infornare prima di infornare 200 gradi per circa 20 minuti. Non devono essere molto croccanti, altrimenti questi tendono a seccare. E vado a fare la glassa. Nel frattempo stanno a forno i serpentelli, vado a fare la glassa. Ovviamente dopo circa 10 minuti, un quarto d'ora che ho infornato i serpentelli, vado a fare la glassa, altrimenti la glassa è pronta e i serpentelli no, che si devono glassare diciamo quasi caldi. Adesso vado a fare la glassa, vedete, messo l'acqua nello zucchero e ho acceso sotto il fuoco, diciamo sotto la pentola, e con l'utilizzo nel frattempo sono usciti anche i serpentelli. Vedete come devono essere di colore dorato, vedete sotto una bella scottata, e sono pronti. Li mettiamo a raffreddare. Ecco, dopo raffreddati li metto in questo contenitore per poi dopo glassarli e per averli a portata di mano in modo un po' più semplice. Ecco, dopo l'ebollizione, diciamo che se non avete il termometro, dopo circa 10 minuti dopo questo punto è pronto lo zucchero. A me in questo caso ho usato il termometro, vedete, 115 gradi, e così sono sicuro che vi è una glassa fatta bene. E mi sono organizzato, vedete, pentola con recipiente sotto, altrimenti si bruciano i tavoli, spatolina per alzarli e paletta per immergerli.
rete con diciamo un fondo di metallo e il foglio di carta da forno sulla nostra sinistra. Dopo circa 5 minuti che la glassa si è riposata, vado a glassarli. Vedete? Inizialmente sembrano non bianchi, poi vedete che con il passare dei minuti e delle ore questa glassa diventerà bianca. Viene una glassa abbastanza sottile e non molto spessa di zucchero. Vedete? E li vado ad alzare. Vi ho fatto l'esempio di questi qua già al cioccolato perché mi è mancato il video di quelli là bianchi purtroppo, però è la stessa cosa. Vedete? Li vado ad alzare. Vedete la glassa come si deve presentare a livello di colore? Più va avanti e più incomincia a diventare chiara, cioè diciamo bianca opaca. Adesso vado a mettere un po' di cacao d'occhio, più o meno possiamo dire che nella restante glassa ne ho messo 10-15 grammi, non di più. Vado a fare la glassa, vedete, la fate a occhio scura al cacao. Se non la volete fare non la fate proprio, vedete voi, però al cacao vi assicuro che è molto simpatico come gusto. E vado a fare la stessa cosa con i serpentelli al cacao, vedete? Ovviamente al cacao risalta di più la glassatura perché è scura e poi si è raffreddata, data anche diciamo alla polvere di cacao che tende ad addensare la glassa. Comunque state facendo, se vedete che la glassa si inizia a rapprendere troppo, la potete benissimamente riscaldare sul fuoco e la portate di nuovo a una temperatura più fluida. Ragazzi, mi raccomando, come sempre, se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni di ogni mio video. Lasciate sempre un commento qui sotto che come sempre vi risponderò a tutti. Seguitemi sempre sui social Facebook, Instagram e TikTok. Guardate sempre le schede in alto che vi indirizzeranno cliccando, vi indirizzeranno a tutte le mie playlist create e pubblicate in questo video. Mi raccomando, sotto la descrizione come sempre c'è il link per fare la vostra donazione per migliorare questo bellissimo canale. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta.